penso sia doveroso farlo e averlo fatto anche qui di fronte alla mia gente, quindi sono veramente contento e sono anche soddisfatto dell'andamento di questa mattinata. Ecco. Il messaggio è vaccinate. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi per 3 volte. Il messaggio, più che con le parole, il sindaco di Fonte lo lancia con i fatti. 71 anni, Luigi Ceccato, atteso il suo turno per avere la terza dose. A somministrargliela il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che per tutta la mattina ha accolto pazienti e fugato dubbi all'interno del municipio del paese. Con lui medici e operatori in un Vax Day dai grandi numeri. Oltre 200 le persone immunizzate gestite con il supporto dei volontari di Fonte Viva, realtà nata proprio con il Covid per sostenere la popolazione. Da questa mattina ci sono state veramente una grossissima affluenza di persone, non solo del nostro comune ma anche dei comuni qui attorno. Territorio quello pedemontano che resta tra i meno vaccinati in Veneto e certamente della Marca. Qui a Fonte il tasso di adesione è inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media provinciale. Speriamo che con gli interventi di vaccinazione di questa mattina tiriamo sulla media rispetto all'ULSS 2 e alla nostra provincia, insomma anche per Fonte che si rialzi un po'. In fila tanti anziani in attesa della terza dose, ma anche chi, come Alessandro, 32 anni, ha deciso di superare le perplessità iniziali. La prima dose ho fatto, non è una cosa fatta per finta o le persone muoiono sul serio. C'è un residuo di diffidenza sicuramente radicato sul territorio, però si può vedere che in realtà la gente tende a tutelare la propria salute e la salute pubblica. Io sì, per me, poi gli altri fanno come vogliono. Ecco qua, per la terza dose. Soddisfatto? Sì, tutto bene, grazie. Spero che stanno venendo stavolta, non che sia tutto sto carrotto.